Al termine della precedente spigolatura ci eravamo lasciati con le due squadre lombarde promosse in prima categoria, antesignana dell'attuale Serie A, dopo aver disputato il campionato di promozione 1914-15, ovvero il Mantova e il Pavia. Causa lo scoppio della Grande Guerra, i campionati ripresero soltanto nella stagione 1919-20. Accanto a Mantova e Pavia, qualificate sul campo, furono ammesse alla fase regionale altre 5 squadre lombarde. Come mai? Due sono i fattori che permisero a queste squadre di essere ripescate in prima categoria. Da un lato, molte piccole società furono sciolte, si fusero con società più attrezzate o rinunciarono per problemi economici, lasciando il posto a squadre che si erano classificate subito dietro di loro. Le 5 squadre ammesse furono Atalanta, Legnano, Saronno, Trevigliese e Varese. Oltre a ciò vi fu però anche la decisione della Federazione Calcio di allargare il numero delle squadre partecipanti alle fasi regionali. Dalle 52 società iscritte alla prima categoria nel 1914-15 si passò a 76 squadre iscritte, 10 delle quali attraverso una serie di spareggi giocati in partita secca in campo neutro il 5 ottobre 1919. 3 spareggi coinvolsero squadre lombarde. A Brescia si giocò lo scontro fratricida Atalanta-Ginnastica Bergamasca, vinta dall'Atalanta 2-0. A Legnano si giocò Enotria Goliardo contro Pro Patria, vinta dall'Enotria Goliardo 2-0. E a Milano si giocò Trevigliese-Monza, vinta dalla Trevigliese 3-2. La federazione stabilì in 48 il numero massimo di iscrizione di squadre del Nord alla fase regionale, 12 dalla Lombardia e 12 dal Piemonte. Tuttavia le squadre della Venezia Giulia, distrutta dalla guerra, rinunciarono ai loro 6 posti disponibili. A questo punto la federazione assegnò alla Lombardia questi posti vacanti, suscitando proteste da parte del Piemonte, ma senza esito. Pertanto le squadre lombarde salirono a 18. La federazione demandò ai singoli comitati regionali la scelta delle squadre meritevoli di iscrizione alla prima categoria. Ammesse d'ufficio furono Aurora Pogorla, di cui abbiamo parlato nella spigolatura 89, il Legnano, il Saronno e il Varese. La scelta delle squadre che giocavano gli spareggi o ammesse d'ufficio non sembra rispondere a un criterio unico e intellegibile. Certamente si tenne conto dei risultati della promozione 1914-15, ma il Comitato Lombardo tenne conto anche della storia e del seguito di determinate società. Quali sono le origini delle 5 squadre lombarde iscritte alla prima categoria 1919-20? Iniziamo dalle due bergamasche, uscite vincitrici dagli spareggi, Atalanta e Trevigliese. Bergamo fu il capoluogo cittadino che all'inizio del Novecento vide la nascita di più squadre di calcio. La società bergamasca di ginnastica e scherma fu fondata nel 1878, ma soltanto nel 1913 nacque una sezione calcio. In realtà la prima società calcistica della città fu il Football Club Bergamo, già attivo dal 1903 secondo il giornalista Aurelio Locati, che così scrive. Già nella primavera del 1903 la stampa bergamasca dava notizia di una compagnia di giovanotti per il gioco del cosiddetto football, ossia del pallone lanciato con i piedi, in piazza d'Armi, l'ex campo di Marte, che avrebbero disputato una successiva sfida al ciclodromo, all'epoca vicino alla stazione ferroviaria, con alcuni campioni di Milano. Il Football Club Bergamo fu però ufficialmente costituito la sera del 15 ottobre 1904 all'albergo Cappello d'Oro. Promotore l'industriale tessile svizzero Matteo Legler, con Luigi Masnada, Romeo Bonacina, Ernesto Kundert, Pietro e Salvatore Dell'Oro. Abbiamo anche la prima formazione del club: Giuseppe Carsana, Pietro Dell'Oro, Fritz Peca, Salvatore Dell'Oro, Luigi Carminati, Guido Caprotti, Riccardo Novak, Attilio Carsana, Ugo Rittmann, Previtali e Matteo Legler. Il campo di gioco era il prato dell'ex ippodromo in Borgo Santa Caterina, area in cui sorge l'attuale Gewiss Stadium. Tuttavia, la vita del Football Club Bergamo fu molto breve. Nel 1910 il promotore Matteo Legler
abbandonò il club fondando a Ponte San Pietro, dove aveva sede il suo cotonificio, la società sportiva Vita Nova, antenata dell'attuale squadra di calcio. L'ultima partita del club bergamasco fu invece giocata contro il Chiasso, nella primavera del 1911, prima del definitivo scioglimento. Qualche anno prima a Bergamo era intanto accaduto un evento fondamentale nella storia calcistica della città. L'Eco di Bergamo del 17-18 ottobre 1907 diede notizia della fondazione dello Sport Club Atalanta, o Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. Doveroso ricordare i nomi dei fondatori: Eugenio Urio, Gino e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti. Presidente il nobile Vittorio Adelasio. Nello sport club si praticavano diverse specialità, da podismo al salto, lotta, sollevamento pesi, palla vibrata, calcio, lancio del disco e del giavellotto, nuoto e marcia in montagna. Il sito Atalanta Storici informa della professione dei fondatori. Gino Amati era un fotografo, Ferruccio Amati commerciava in legnami, Alessandro Forlini era un artigiano e Giovanni Roberti era un commesso. Secondo il giornalista e storico atalantino Elio Corbani, il sodalizio nacque dalla scissione della società sportiva Giovane Orobia, polisportiva nata nel 1901 con sede nella palestra del Liceo Sarpi in Città Alta. Forse per questo alcune fonti definiscono i fondatori dell'Atalanta studenti liceali. A dispetto del soprannome dato dai tifosi bergamaschi, Atalanta non era una dea, bensì un'eroina mortale, abile nella caccia e imprendibile nella corsa. Fino al 1914 il calcio venne praticato su campi improvvisati, prima in piazza d'Armi o Campo di Marte, quindi tra le vie Suardi e Fratelli Cairoli, gustoso quanto riporta il sito Atalanta Story in data 28-29 marzo 1913. Pubblicata la notizia che il consiglio direttivo della società Atalanta ha recentemente costituito una sezione football, alla quale hanno aderito una trentina di giocatori. Allenamenti ogni domenica pomeriggio al campo di Marte, inizialmente senza le porte, si usano due grossi sassi, e poi con delle porte smontabili. Per avere un campo di gioco regolamentare e potersi iscrivere al campionato di promozione fu necessario attendere il 24 maggio 1914, giorno dell'inaugurazione del campo in via Maglio dell'Otto, lungo la ferrovia, non lontano dalla stazione di Bergamo. Il terreno disponeva di una tribuna ed era recintato come da regolamento. La costruzione si deve all'impegno del direttore della sezione calcio, Pietro Carminati. La partita inaugurale si giocò contro l'Inter che vinse 2-1, madrina della cerimonia la baronessa Pini Colleoni Scotti, vice madrina Betty Ambiveri. Nonostante la pioggia torrenziale, gli spettatori furono ben 800, molti dei quali seduti sulla massicciata dei binari. Ah, non ci furono problemi per la scelta della maglia, perché la divisa atalantina dell'epoca era a strisce bianco-nere, non nerazzurre. Il campo in via Maglio dell'Otto funzionò soltanto per un anno, fino alla sospensione dei campionati con l'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra, il 24 maggio 1915, esattamente un anno dopo l'inaugurazione. In pratica fu utilizzato per la sola stagione di promozione 1914-15. Durante la guerra la società atalantina fu costretta a vendere l'impianto per problemi economici. Dopo la Grande Guerra la questione del terreno di gioco fu risolta grazie a una generosa donazione di Betty Ambiveri, vice madrina del campo di via Maglio dell'Otto, che mise a disposizione un terreno di sua proprietà, un ippodromo in disuso chiamato La Clementina, in località d'Aste, al confine con Seriate. Unico inconveniente la vicinanza a un manicomio, ma il consigliere Osvaldo Terzi osservò che il campo era perfetto per dei matti come gli atalantini. Quando il Comitato Lombardo nell'autunno 1919 selezionò le squadre che avrebbero potuto disputare la fase regionale della prima categoria, dovette sottostare a una precisa condizione della federazione nazionale. Eccetto i grandi centri urbani come Milano, Torino o Genova, le altre città avrebbero potuto schierare nella massima serie soltanto una squadra. Pertanto per Bergamo si pose il dilemma: sia l'Atalanta che la società bergamasca di ginnastica e scherma avevano i requisiti per la prima categoria, quindi spareggio. Ma qui occorre fare un salto indietro di 6 anni.
Fu infatti il 14 febbraio 1913 che la Società Bergamasca di Ginnastica e Scherma, o più brevemente Bergamasca, aprì una sezione di calcio. Colori sociali il bianco e l'azzurro. La direzione fu affidata a una vecchia conoscenza, lo svizzero Matteo Legler, che infarcì la Bergamasca di giocatori svizzeri suoi dipendenti. Peraltro, nella Bergamasca confluivano le risorse e i pochi calciatori del Football Club Bergamo, fondato nel 1904 dallo stesso Legler. A proposito, sapete dove giocava le sue gare la Bergamasca? Sul campo di Via Maglio dell'Otto, l'impianto venduto dall'Atalanta. Ma c'è un aspetto ancora più bizzarro del derby cittadino Atalanta-Bergamasca. L'Atalanta nella stagione 1914-15 giocò il suo campionato di promozione giungendo seconda nel girone B preliminare dietro al Pavia e quindi quarta nel girone finale dietro Pavia, Ausonia Gorla e Varese. Al contrario, la Bergamasca, fondata nel febbraio 1913, non partecipò a nessun torneo di promozione e nemmeno di terza categoria nelle stagioni 1913-14 e 14-15. Tutto quello che fece fu presentarsi nell'autunno del 1919 nella sede del Comitato Lombardo, forte della sua situazione finanziaria solida, a sostenerla era un industriale come Legler, e un terreno di gioco regolamentare. Tanto bastò per arrivare il 5 ottobre 1919 a disputare lo spareggio sul campo di via Cesare Lombroso a Brescia, che fu vinto dall'Atalanta per 2-0, con gol di Edoardo Moretti al 42esimo ed Enrico Terabassi al 75esimo. La sconfitta contro l'Atalanta relegò la Bergamasca in promozione, ma il 20 gennaio 1920 si arrivò alla fusione e nascita della nuova società Atalanta e Bergamasca di Ginnastica e Scherma. Con le società si fusero anche i colori bianconeri dell'Atalanta e quelli biancazzurri della Bergamasca, dando vita alla maglia a strisce nerazzurre. L'altra squadra bergamasca che giocò e vinse il suo spareggio nel 5 ottobre 1919 fu il Centro Sportivo Trevigliese, maglia a strisce biancocelesti, fondata nel 1907, ovvero nello stesso anno dell'Atalanta. Ufficialmente Atalanta e Trevigliese sarebbero le seconde squadre bergamasche in ordine di tempo, dopo il Football Club Bergamo, fondato nel 1904. Diciamo sarebbero, perché c'è una squadra trevigliese forse già attiva prima del 1907. Spulciando i dati del campionato di terza categoria del 1906 si scoprono due squadre bergamasche iscritte. La prima è il Football Club Bergamo II, cioè la squadra delle riserve, dato che la prima squadra gioca nella seconda categoria. La seconda iscritta, che tuttavia si ritira dalla competizione senza giocare, è il Collegio Facchetti di Treviglio, istituto scolastico privato fondato nel 1896 e tuttora esistente. Nel 1907 il Football Club Bergamo partecipò alla seconda categoria, mentre non compaiono né in seconda né in terza categoria i nomi di Atalanta, Collegio Facchetti o Trevigliese. Nel 1908 le uniche due compagini bergamasche che compaiono sono il Collegio Facchetti Treviglio e il Football Club Bergamo, che si scontrano per decidere chi affronterà la vincente del girone milanese per il titolo lombardo di terza categoria. All'andata, a Bergamo, vince il Football Club 1-0. Al ritorno a Treviglio vince il Collegio Facchetti 1-0. Si va allo spareggio, con vittoria pirotecnica del Football Club per 4-3. Nel 1909 risultano iscritti al campionato di terza categoria ancora il Football Club Bergamo, che giocò e vinse il titolo lombardo, e il Collegio Facchetti, che invece si ritirò prima dell'inizio della competizione. Nessuna traccia di squadre bergamasche nella stagione 1909-10 e 1910-11. Finalmente ecco il nome della Trevigliese nel campionato di terza categoria nel 1911-12, che però si iscrive ma poi dà forfait. La prima stagione in cui la Trevigliese gioca nella terza categoria è il 1912-13. Nel girone B si piazza al primo posto, a parità di punti con la Pro Patria. Purtroppo nello spareggio giocato a Gorla la Trevigliese perde 2-1. Nel 1913-14, forte del fatto che ha un campo regolamentare e per di più di proprietà, è ammessa in seconda categoria, ma disputa un campionato opaco.
Nella stagione successiva, 1914-15, nel girone B della Lombardia si piazza al quarto posto su 6 squadre, dietro a Pavia, Atalanta, nella sua prima partecipazione a un campionato ufficiale, ed Enotria Gogliardo. Ultimo il Monza. Alla ripresa dopo la guerra, nello spareggio giocato a Milano il 5 ottobre 1919, la Trevigliese sconfigge il Monza 3-2, reti bergamasche di Marenzi al 25esimo e 40esimo, pareggio monzese con doppietta di Crippa al 50esimo e 65esimo e gol della vittoria trevigliese all'88esimo, con qualificazione in prima categoria. Per oggi basta così. Nell'ultima spigolatura sul calcio lombardo delle origini, passeremo in rassegna le ultime 3 squadre lombarde ammesse in prima categoria nella stagione 1919-20, le altre 5 qualificate per la stagione 2021 e l'ultima lombarda qualificata nella stagione 21-22. A venerdì prossimo, amici del Bruco!